Buongiorno e benvenuti con la prima edizione dei nostri notiziari. Prova superata almeno per ora. Il venerdì di Pentecoste non ha sortito danni a Lignano come invece avveniva negli scorsi anni. Nessun danneggiamento, nessun problema per la sicurezza pubblica e la salute. Ma la prova del 9, avverte Manuel Rodeano, presidente di Lisagest, è attesa per questa sera. Non cantiamo vittoria. Sentiamolo. La prima notte di Pentecoste è andata bene, nel senso che avevamo messo in piedi una macchina abbastanza complessa e articolata. I risultati per questa nottata appena trascorsa si sono visti. Non ci sono stati episodi eclatanti, chiaramente molta euforia, molta allegria, un po' alcolica, ma non ci sono stati né fenomeni di danneggiamento né anche dal punto di vista degli interventi per quanto riguarda la salute. Non ci sono state situazioni critiche. Non cantiamo vittoria, perché la prova del 9 sarà questa notte, perché avremo anche tutti quanti i nostri corregionali pendolari che vengono giù per il sabato e comunque anche i ragazzi austriaci e tedeschi continuano ad arrivare a Milano. Prevediamo numeri in crescendo e non dimentichiamo che ieri da quel punto di vista siamo stati un po' agevolati dalla pioggia che ha raffrescato gli animi, per così dire, no? Oggi invece è una bellissima giornata di sole, la macchina messa in campo è ancora in campo, per cui abbiamo, oltre alla forza pubblica, abbiamo anche una serie nutrita di steward che ci danno una mano. Abbiamo varie associazioni, anche l'associazione Arma dei Carabinieri con i loro volontari, forze dell'ordine. La cronaca e carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Udine hanno restituito alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone e a quella di San Tommaso Apostolo di Manzano rispettivamente un ostensorio e un'acquasantiera in marmo bianco sottratti dai ignoti negli anni '80. L'ostensorio, che verrà presentato ai fedeli domenica 12 giugno, e l'acquasantiera, che dovrà essere sottoposta a restauro, sono stati riconsegnati ai rispettivi parroci al termine di un'indagine intrapresa a seguito del monitoraggio sul web e la perquisizione domiciliare disposta dall'autorità giudiziaria nei confronti di 2 individui che detenevano diversi oggetti ecclesiastici che mettevano in vendita questi oggetti su canali telematici. Si è spento a 92 anni per Giorgio Bressani, ex sindaco di Udine e onorevole friulano per oltre 20 anni. È stato uno dei simboli locali della Prima Repubblica e quando fu chiamato ad aiutare la sua città non seppe dire di no. Sentiamo. Politica friulana e nazionale in lutto. Si è spento a 92 anni Pier Giorgio Bressani, storico deputato udinese per 2 decenni ed ex sindaco di Udine dall'85 al 1990. L'onorevole politico di spessore di Democrazia Cristiana fu infatti chiamato dal partito a guidare il capoluogo friulano in seguito alla morte di Angelo Candolini. Oltre ad essere ricordato come grande uomo di cultura e acume da tutti i testimoni diretti, Bressani viene descritto come un autentico interprete del pensiero cattolico popolare. Nato in via Rialto, a soli 13 anni perse il padre alpino nella campagna italiana di Grecia, poi gli studi allo Stellini, la laurea in giurisprudenza alla Cattolica di Milano e l'inizio di una carriera seguendo la passione per la cosa pubblica sotto il simbolo dello scudo crociato. Ricoprì il ruolo di deputato per Democrazia Cristiana per ben 6 legislature dal 1963 al 1985, diventando uno dei simboli della politica friulana della capitale, ricoprendo anche l'incarico di sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con Cossiga presidente. Fino al 1994 inoltre fu componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il nome di Bressani rimarrà per sempre sinonimo di una politica fatta di passione, commenta l'attuale sindaco di Udine Pietro Fontanini. Come sindaco, ricorda il primo cittadino, seppe portare la città ad affrontare sfide come i mondiali di calcio d'Italia 90. Amareggiato per la scomparsa anche Enrico Bertossi, attuale capogruppo di Prima Udine, amico ed ex assessore della giunta Bressani, ruolo ricoperto a soli 26 anni. Veramente un udinese che mancherà a tutti, una persona che sicuramente ricorderemo con grande affetto, con grande riconoscenza e con grande simpatia, un udinese di quelli che lasceranno il segno nella storia per molti e molti decenni. La benzina torna sopra i 2 euro, i gestori di carburante protestano, ci vergogniamo a proporre un prezzo del genere, ma i prezzi ci vengono imposti dalle compagnie petrolifere e anche gli automobilisti sono sul piede di guerra. Sentiamo. Qua la benzina ha superato i 2 euro. Purtroppo sì, è superato 2 euro, per noi è una vergogna qua, stare qua a arrivare ai clienti, no?
e dicono cosa fai così, no? Non dipende da me, dipende tutta la compagnia, ma è esagerata, non si può andare avanti così. Guadagnate poco poi. Cosa guadagniamo? 3 centesimi, con 3 centesimi io non pago solo la carta di credito del bancomat e la banca, e luce, e tutto il resto, è una cosa veramente vergognosa, non so dove andiamo a finire così. Affollamento alla stazione per cercare di accaparrarsi il prezzo più conveniente proprio in questi giorni in cui c'è stato un aumento del carburante. Si parla di 3-4 centesimi al litro solo per la benzina. Sì, un po' confermo, diciamo che noi cerchiamo di calmierare i prezzi, cercando di tenere un prezzo più basso possibile per andare incontro alle esigenze delle famiglie, visto il periodo difficile che stiamo vivendo, con i convenienti sempre bassi e fissi. Cerchiamo di fare la stessa politica qui al distributore, appunto per andare incontro a quelle esigenze delle famiglie anche sui prezzi delle benzine. Stiamo pagando anche l'aria che respiriamo, una cosa inaccettabile, perché gli stipendi rimangono fermi. Da un giorno all'altro è aumentato, lo fa sentire, nonostante ci siano super bonus, super sconti, questo non... È un palliativo e ci prendono in giro, mi dispiace. Tornare in Slovenia? Se conviene, con una macchina che ha pochi chilometri e un serbatoio di 40 litri non ci conviene. Con un anno di ritardo a causa della pandemia, la comunità del Menograno ha festeggiato al Parco Rubbia di Pradamano il 25° anniversario della propria fondazione. Presente alla festa anche il vicepresidente della Regione Riccardi. Un momento finalmente coinvolgente dopo anni difficili, seppur affrontati con la positività e il sorriso che da sempre contraddistinguono la comunità del Melograno, che ha festeggiato con un anno di ritardo a causa della pandemia, ma con immutato trasporto, i 25 anni dalla propria fondazione. Al Parco Rubbia di Pradamano, il professor Giorgio Dannisi, anima del sodalizio, ha coinvolto tutti i soci, volontari, sostenitori e gli amici che nel corso degli anni hanno collaborato attivamente per lo sviluppo di tutte le iniziative legate all'associazione. Credo che abbiamo dato e stiamo dando un bel segnale, i riscontri li hai visti da tutta questa gente presente, e quindi credo che sia una sferzata di energia e di entusiasmo per tutte le cose che dobbiamo ancora portare avanti. Stiamo facendo una casa vicino alla casa dove già siamo per l'abitare inclusivo con 6 appartamenti, ma poi siamo anche presenti nella consulta regionale, impegnati quindi nella modifica della legge 41 e anche con la nostra rete di COPS che abbiamo costituito con altre 9 realtà un po' come la nostra, perché io credo moltissimo nel mettersi insieme, nel fare rete, perché se al centro ci deve stare la persona con disabilità e le famiglie, noi questo senso profondo lo abbiamo interpretato, se non altro perché abbiamo messo in piedi questa realtà che è partita dalle famiglie. Non siamo eterni, portiamo avanti sicuramente i progetti e cerchiamo di farli crescere e dobbiamo mantenere vivo questo volano. Ieri a Fontanafredda tanti tra i giocatori più rappresentativi degli ultimi 40 anni dell'Udinese si sono incontrati per la partita del cuore bianconero. C'era anche Ivica Suriak, sentiamo alcune voci. Zico, e adesso in campo tanti amici che ti aspettano. Sì, ma non per giocare. No, però l'emozione di ritrovarli? Sì, è sempre bello perché ho fatto tanta amicizia qui, principalmente con i miei amici. Sono più emozionati, ma sono più emozionati loro, lo sai? Grazie. Quando vengo qua mi si riapre un'altra volta il cuore, tanti ricordi, perché io più che i calciatori, diciamo, ero molto affezionato ai tifosi. Ai tifosi che saprai bene ti chiamavano l'Armaron, o no? Perché una volta ero bello, alto. Io ho dei ricordi che lui si fermava a fare le partitine con noi della primavera. È una bella soddisfazione, insomma, ecco, a 18 anni poi. C'è anche Ivica Suria, che ricordi hai di quella udinese? Ma buoni ricordi, Franco Dalcina è venuto all'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi, ultima giornata per fare il contratto in Italia, così ho detto va bene, dai, ho fatto contratto per 2 anni, ho giocato quasi tutte le partite, abbiamo qualificati sul 6° posto mi pare, ho fatto 2 gol, tante traverse, dopo un anno è arrivato Zico, così io sono rimasto come terzo straniero perché in questo tempo potevano giocare solo 2 stranieri, l'altro straniero era Edinho e Zico era un grande giocatore, anche un grande uomo. Ma Zico è stato
oltre che un compagno di squadra, un amico. Lui era sempre pronto a dare consigli, lui non ti faceva mai pesare nulla negli errori, era sempre pronto a spronarti, sempre pronto a darti il suo appoggio. Era una sicurezza. Non ci sono altre notizie, il telegiornale torna alle 19, a me non resta altro che augurarvi buon pranzo a tutti, arrivederci.